abbiamo parlato della pioggia, sta piovendo, cioè, non ho visto perturbazioni, erano vicine, non proprio a Malaga, e tac, piove. Quindi, come da desiderio, è arrivata la pioggia. Andiamo per sto volo veloce. Vai. Pioggia malaghiana. Fatto proprio bene l'aeroporto, ragazzi, porca miseria. Adesso non vedo l'ora di scaricare quando ci sarà Eindhoven e Stoccarda, sinceramente. Sono due lacune importanti in Europa. Sì, però a me questo non mi interessa. Ok. Adesso sì, perché io purtroppo sono famoso per essere scandaloso con gli aerei piccoli. E sta piovendo, ragazzi. Costa del Sole, beh, mi sembra giusto. Ok. Nuovo aggiornamento ha portato sicuramente a un frame rate migliore, soprattutto in America ho guadagnato quei 7-8 fps importanti. Tipo New York, Chicago, quelle tappe diciamo impossibili. Però ha portato qualche bug anche alla A320. A volte il motore, zio Ken, si spegne da solo. Io mi scuso se saranno queste cose qua, ma non capisco il perché. Sono una pippa obesa col Cessna. Non chiedetemi il perché non ha un senso logique, ma è così. Perché è logique il senso. Eccoci qua. Alziamoci un po' perché sennò so cazzi. Anche perché qua sembra impossibile, il pilota automatico non mi va, non capisco il perché. Dopo quando sono più alto ci provo. Se proviamo a fare un attimo. Ma stai zitto. Ma perché? Scusate un attimo. Pazzesco, cioè è mettere reale, ora ve lo faccio vedere. Meteo in diretta e piove. Pazzesco. Sto cercando di impostare il pilota automatico, forse ci sono riuscito, porca zoccola. Qua parlano le donne, bene, tutto regolare. E stiamo facendo un volo alquanto insidioso, fioi. Non che credo. Dai che si gode, dai che si gode. Saliamo un po', stiamo a 3, 5, in realtà non so qua perché. Qua abbiamo, aspetta, ok. Non si vede one cazzo, signori. Che bello. Non si vede one cazzo. E stiamo facendo un VFR, ovviamente. Adesso non piove in sto momento, mi sembra, infatti le goccioline non ci sono, però clima curioso. Io direi di alzarmi ancora un po', però. Andiamo su perché qua se no mi becco la montagna in pieno. Incredibile. It's incredible, Kume, it's incredible. Mi becco il clima ostico. Proprio adesso vediamo un attimo però le condizioni meteo ufficiali. Perché. Cazzo. Se la Costa del Sole è così mi sembra un po' curioso. Allora, Malaga meteo. Ma qua in realtà però vediamo. Non mi dà un cazzo, bene.
Boh, non lo so, però meteo è meteo reale, cioè. Meteo in diretta. Però non mi dà proprio sto clima, boh, non lo so sinceramente. Si vede che me l'avete chiesto in tanti. Ed è arrivata, c'è una nebbia impossibile praticamente. Proprio il classico volo VFR, ragazzi, dove tu devi andare a vista e non si vede. One Maz. Capisco però. Piove anche adesso. Condizione nuvoloso. Effettivamente. Effettivamente da nuvoloso, però. Conto è nuvoloso, conto non vedere un cazzo però. Facciamo una cosa perché sennò il volo diventa un po'. Mettiamo. Ecco. Almeno vediamo qualcosina ragazzi perché mi avete chiesto di cambiare le condizioni, io le cambio. Ecco, andiamo così. Perfetto. Comunque sì, è nuvoloso, però. Beh, adesso è nuvoloso, non vedere un cazzo se ce ne vuole un po' però, eh. Ok, ok. Vediamo un attimo ancora l'esternazza. Guarda, il meteo è fatto da Dio però, mamma mia. Bello il meteo, guardate le nuvole, il sole nascosto, però non si vede one cazzo, cioè. Giochiamo un po' col meteo, vediamo in tempo reale com'è la situation. No. Meteo in diretta. Non si vede un cazzo, raga. Allora, mettiamo magari. Ecco. Uno scenario bello faigo. Però. Ecco, così ci sta. Ed è anche molto bello da vedere. Andiamo di screenshot. Vai di screenshot. Ok. F12 è lo screenshot, raga. Ecco, almeno così capiamo qualcosa, vediamo un po' le varie condizioni. La neve magari non la metterei, ecco, a Malaga. Ha poco senso. Ok. Beh, penso che l'ATC ancora non mi dia l'aeroporto, aeroporti più vicini, me lo dà già? Eh sì. Gibilterra. Vediamo un po'. Ma perché parlano le donne adesso? Così, è cambiato tutto. Verità, non è il contrario, anzi bello, però vorrei capire il perché. Pista 27 comunque, perché al Princess Giuliana mi ha dato l'avvicinamento, c'è una pista in realtà tutti atterrano dall'altra parte. Adesso vediamo qua. Ma posso spostarmi o no? Non lo capisco proprio sto cazzo di Cessna. Attiva il sistema puntatore mappa. Scorri mappa. Vabbè, lo zoom, avevo capito. E fin qua ci siamo. Boh, non sto capendo one cazzo. Vabbè, atterriamo come cavolo vogliamo, sinceramente. Qua siamo a 4005, perfetto. Mamma mia. Mozzafiato però, eh.
te lo godi, lo scenario te lo godi, cioè la grafica di sto gioco. Avrà tanti bug perché effettivamente ce ne sono, più vado avanti a volare più ne vedo, però solo questo vale tutto. Però adesso io scenderei anche a 2000. Aspetta, attiva. Ok, e scendiamo, dai, che stiamo un po' capendo per fortuna sto cazzo di pilota automatico. Scusate, ma ho una sete inaccettabile. Ok, stiamo andando giù, benissimo. Ottimo. Un tramonto a dir poco celestiale. Bellissimo. Adesso vediamo l'atterraggio a Gibilterra come ce lo spariamo. Certo che qua 52 miglia, questi aerei qua ci mettiamo 207 ore. Ecco la rocca però. È là la rocca di Gibilterra, me la godo la rocca di Gibilterra. Se lo fa una bella virata, se dopo vado, dopo me lo cucco io l'aereo, adesso lo lasciamo ancora in, come si dice, in automatico, ma poi ce lo spariamo noi. Tocca a noi. Boh. Disattiviamo il pilota. Ci siamo in realtà messi alla cazzo, Però, dai, l'aereo è piccolino, quindi dovevo farcela. Vedete che vorrei togliere sto stronzo, grazie. Ok, dai che la facciamo la cagatona, bellissimo. Comunque l'aeroporto mi sembra sia un aeroporto anche fatto a mano, se non dico cavolate. E siamo qui. Nel roccone siamo. Adesso devo fare lo screenshot perfetto, vediamo se riusciamo. Ci allineiamo. Diciamo avvicinamento un po' anarchico, se così si può dire. Mamma mia, la pista è veramente corta. Eccoci qua. Allenamento perfetto. Faccio. Poi comunque mi rendo conto che comunque sono molto più a mio agio con le aerei di linea, sinceramente. Non chiedetemi il perché, ma è così. E siamo a GB, ragazzi, siamo a GB Center. Che bello. E mi ricordo anche la Gibilterra X di Aerosoft. Adesso riuscirò a fare la pausa per fare lo screenshot. Aspetta un attimo. Ti prego, dammi la possibilità di fare lo screen. Eccolo qua. Dai, veloce, veloce, grazie. Allora. Ma questa per la copertina è perfetta. Se fa schifo, pazienza. Vai. 500, ragazzi, 5. Merda, non siamo messi bene. Per fare le foto di merda. Aeroporto bellissimo però. Fatto veramente alla grande.
Madonna che bello, allenamento del cazzo, ve lo dico già. Classico allineamento anarchico. Vabbè, così. Per lui c'era lo stallo. Cioè, vabbè, secondo me tanto vaneggia. Adesso facciamo... Ok. Questo lo parcheggiamo qua. Andiamo d'esternazza. Ok. Che bello, mamma mia. Allora, aspetta un attimo. Non romperci i maroni. Ora qua abbiamo il roccone. Ecco il roccone. Questo è il classico roccone, ragazzi, eh. Bello, molto gusto. Ma capito! Ma non può fare lui, scusa. Fai tu, porca miseria. Non rompere il cazzo al prossimo, grazie. Molto bello, veramente fatto bene, eh. Very compliment. Sì, ho ricevuto. Ho ricevuto. La città veramente fatta da Dio. Allo stadietto di Gibilterra, quanto me lo godo. Che bello, bello, raga, veramente molto suggestivo, sinceramente. Bene, sono contento. Mi fa piacere, ma non me ne fotte one cazzo, però. Ti faccio la musichetta ta ta ta. Qua abbiamo anche la navi da crociera. Bello. Adesso facciamo la panoramica dall'alto e salutiamo sto bel VFR tra veloce, però così. Volevo vedere un po' lo scenario di Gibilterra, che è sempre molto suggestivo, bello e particolare. Con questa è proprio una cartolina, sembra, raga. Ecco. E anche questa è bella, però, eh. Potrei cazzarci anche questa. Adesso vediamo. Oh, raga, un saluto dal comandante veneziano. Prossimo video Algeri, Tunisi. Un saluto dal comandante veneziano. Ciao!